in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Migliaia di agricoltori si sono incontrati a Cagliari in piazza del Carmine. Sono arrivati da tutta l'isola per manifestare un mese in campo. Direi che è fondamentale essere qui proprio per dimostrare non solo la vicinanza, ma soprattutto la volontà di affrontare i problemi concretamente, quindi con delle misure strutturali per affrontare quindi il problema della siccità non solo in emergenza come stiamo facendo oggi, ma con un intervento su quelle che sono le cause di questo cambiamento climatico che comunque portano come conseguenza la siccità. Naturalmente noi stiamo facendo un lavoro interassessoriale, quindi tra assessore all'agricoltura, noi c'è assoluta collaborazione per trovare tutte le misure necessarie per affrontare quindi questo problema. Nonché si è creata una cabina di regia per affrontare il problema siccità e questo direi che è una risposta che noi stiamo dando prontamente, cerchiamo di dare prontamente all'agricoltura oggi. Dipenderà molto dalle risposte della politica, mesi di mobilitazione, in primis un problema di cui non c'è più un minuto da perdere che riguarda la siccità. Abbiamo diversi allevatori che trasportano l'acqua con i propri mezzi anche a 30-40 km di distanza, abbiamo il problema della fauna selvatica, non è possibile che noi seminiamo e questi animali raccolgano, tanto di rispetto per gli animalisti ma pretendiamo rispetto anche per il lavoro dei campi ed ecco perché impegni forti e certi da parte della politica è l'unico modo per chiudere la mobilitazione. Questa manifestazione si è resa necessaria dopo un periodo di grandi mobilitazioni per trovare insieme alle istituzioni quelle che sono le risposte urgenti necessarie per la nostra agricoltura. Ci sono tematiche che purtroppo non possono aspettare i tempi della politica e insieme al governo attuale regionale vogliamo trovare quelle risposte per poter dare respiro, serenità e futuro alle aziende agricole della nostra terra. Una scelta importante, lei è anche un imprenditore del tessuto economico dell'isola, un'estate calda con tante difficoltà ma con situazioni che si possono risolvere. Assolutamente, diciamo che ci sono alcune zone della Sardegna, soprattutto la parte della Bassa Gallura, poi a scendere più giù fino al Cagliaritano, dove abbiamo delle situazioni drammatiche a livello della gestione idrica, dove le aziende devono scegliere tra l'abbattere i capi o il vendere i capi, perché non hanno più la possibilità di abbeverarli. Noi vogliamo dare una risposta immediata per dare futuro anche a queste aziende e voce a queste strutture che purtroppo non riescono a farsi sentire dalle istituzioni. È un anno già che non piove dalle nostre parti, tutta la costa orientale dal nord a sud, prende anche province di Cagliari e province di Sassari del nord a Sardegna. Purtroppo le nostre aziende stanno vivendo un periodo critico, non c'è acqua nemmeno per abbeverare il bestiame, quindi immagini se hanno mangimi e foraggi da acquistare, sono proprio allo stremo, qua bisogna intervenire nell'immediato, vogliamo acqua subito, abbiamo aziende in località marginali che devono fare 40 km, immagini, 40 km ad arrivare alla prima sorgente. C'hanno allevamenti di bovini, da 100 bovini ci vogliono circa 6.000 di litri d'acqua al giorno, perché un bovino beve 60 litri d'acqua al giorno, quindi è una situazione critica. Cosa vi aspettate oggi con questo incontro e soprattutto la politica sta incominciando a rispondere bene, ma oggi c'è tutta l'isola qua?
Ci aspettiamo tanto, adesso questi sono entrati da 4-6 mesi, non mi ricordo più o meno da quando, però adesso è ora che anche loro cominciano a fare e a lavorare per tutto il comparto, perché è un comparto importante e trainante di tutta l'isola. In questa mattinata così importante sarà proprio Coldiretti Donne Sardegna ad aprire il corteo di una mattinata che sono certa sarà proficua per il dialogo con le istituzioni. Beh, certamente, i sindaci sono sempre in primo piano per sostenere queste iniziative, ma fondamentalmente le problematiche sono sempre le stesse ma irrisolte. Il problema dell'acqua, il problema della siccità, il problema dello spopolamento, quindi la Coldiretti ha in diverse occasioni fatto presente che cosa bisogna fare. Noi aspettiamo delle risposte politiche indipendentemente dal colore. Oggi non ci sono colori, c'è solo il giallo di Coldiretti, ci sono tanti suoi colleghi, anche un'occasione per fare due chiacchiere. Certamente, questi momenti sono anche per, come sempre, per un confronto, ma più che altro anche per prendere coscienza della drammaticità che stiamo vivendo un po' tutta la Sardegna nelle zone interne. Bisogna trovare delle soluzioni, perché se viene o meno anche questo comparto produttivo è proprio la fine. Non solo vicinanza che alle categorie agricole e produttive c'è sempre stata e sempre ci sarà, ma è per denunciare un problema grave, che è quello di essere vicino anche ai comuni con un piano straordinario di risorse da assegnare per fare trivellazioni, pozzi e recuperare appunto la risorsa idrica che funziona a tutti. Sono 10 i punti fondamentali che Coldiretti porta avanti già da diversi mesi. Per trovare le soluzioni bisogna stare tutti insieme. Tutti insieme sicuramente, ma sono tutti punti che anche i comuni da tempo hanno condiviso, la fauna selvatica che interessa non solo le situazioni della produttività ma anche della sicurezza pubblica, ad esempio sulle strade comunali, progetti statali. La siccità ne abbiamo parlato, 10 punti che trovano i comuni sicuramente in prima linea per la soluzione che si auspica positiva con dei finanziamenti straordinari. Come assessorato dei trasporti siamo vicini alle agricoltori della Regione Sardegna per una serie di tematiche che sicuramente a loro sono molto care, tra cui anche quella dei trasporti. Sappiamo che l'emergenza dei trasporti non è gestita da noi come regione, in quanto la continuità territoriale navale è di competenza ministeriale, ma sappiamo anche che purtroppo fino ad oggi la continuità delle merci non è garantita, perché nei bandi della continuità non è per niente contemplata. Quindi noi siamo intervenuti in emergenza per sostenere quello che è il trasporto di alcune specifiche categorie come gli animali vivi e altri derivati che stanno trovando difficoltà ad essere trasportati, però sappiamo che dobbiamo lavorare anche in maniera strutturale per risolvere questi problemi del settore agricolo. Oggi sono presenti 50 sindaci, tanti politici, un po' tutti sotto il colore giallo di Coldiretti. No, assolutamente, anche noi siamo sotto questo colore, cerchiamo di dare il contributo a quello perché è quella che è la nostra competenza, ma sicuramente lavorando trasversalmente con gli altri assessorati, ad esempio come recentemente abbiamo fatto con l'assessorato all'agricoltura per risolvere i problemi sui quali possiamo intervenire in maniera più diretta come assessorato. 10 punti, in primis l'emergenza delle emergenze, se la possiamo chiamare così, che è la siccità, la fauna selvatica. La siccità perché siamo ormai in gravissimo stato d'emergenza, ci sono le aziende che non riescono a beverare gli animali, abbiamo carenza di foraggi in tutta la zona est della Sardegna dove non è piovuto, ma abbiamo anche nel sud Sardegna, là dove ci sono coltivazioni arboree oppure dove ci si fa orticoltura, una gravissima condizione anche per le nostre colture, per cui là non è che serve interventi di promesse, ma servono interventi più immediati per poter avere un'acqua di soccorso, che è quello che stiamo chiedendo alla Regione. E insieme a questo noi chiediamo un grandissimo cambio di passo rispetto a quello che ha avuto l'agricoltura in questi ultimi 20 anni, la possibilità di programmare, la possibilità di abbattere burocrazia, la possibilità di in qualche modo vedere l'agricoltura realmente protagonista di questa economia. Vogliamo uscire dall'essere l'ultima ruota del carro, speriamo che ci venga data la corretta e la giusta attenzione che ci viene data in campagna elettorale ma che poi spesso si perde.
Noi riteniamo che le organizzazioni di categoria in qualche modo, e credo che lo dimostreremo anche oggi come l'abbiamo dimostrato il 27 in prefettura e il 17 lungo le strade della Sardegna con i trattori, abbia necessità di essere ascoltata. Questo presuppone non solo tavoli ma azioni concrete, cioè ci devono essere tavoli di ascolto ma poi anche tavoli operativi che vadano a risolversi con norme a sostegno di questo sistema. Noi stiamo chiedendo questo, né più né meno, abbiamo rispetto verso il lavoro, vogliamo una Sardegna pulita, vogliamo una Sardegna green, vogliamo una Sardegna con acqua, vogliamo una Sardegna produttiva, ma vogliamo una Sardegna con le imprese all'interno. Nuovo Toyota CHR. Scegli di distinguerti. Ogni scelta conta. Sinceramente tua. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Esiste una terra famosa per il suo dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Noi camminiamo in Sardegna, sottotitoli verso il Giubileo 2025, ovvero a passo lento tra bellezza, identità e devozione. Questo è il tema sul quale si sono confrontati stamattina nel centro Nostra Signora del Rimedio di Oristano, Regione, Conferenza Episcopale Sarda, amministratori locali e rappresentanti dei cammini aderenti al progetto Noi camminiamo in Sardegna 2024. Un appuntamento molto importante che chiude una fase anche da un punto di vista strategico fondamentale per la valorizzazione e la promozione del turismo lento, con particolare riferimento ai cammini e alle destinazioni di pellegrinaggio. Momento importante perché gli autori, i progettisti si troveranno di fronte a un'edizione dove la fruibilità
e la sicurezza dei percorsi stanno diventando un elemento fondamentale. La promozione a cascata, quella istituzionale, favorirà la promozione dell'immagine coordinata della Sardegna rispetto al tema dei cammini. Più anziani o più giovani in questo tipo di... perché da voci che corrono pare che non ci siano grossi problemi per l'età. Ma questo è un tema estremamente interessante su cui l'assessorato sta sviluppando le proprie linee di attività. Riteniamo che i cammini sicuramente sono conosciuti da un target la cui età probabilmente si indirizza verso i 40 in su, ma già dalla seconda edizione l'assessorato ha investito su un target molto importante, che è quello di portare il tema dei cammini verso i giovani. L'anno scorso lo abbiamo fatto sperimentando il tema, coinvolgendo le scuole, e le scuole sono per noi un canale straordinario. L'abbiamo fatto con l'Istituto Tecnico Scientifico di Cagliari l'Alfieri, 40 ragazzi per 4 giorni hanno camminato con noi e dalle prime perplessità ai risultati attesi sono stati straordinari. Incoraggiamento va nella direzione che i giovani devono essere coinvolti. Probabilmente la scuola è un grande strumento. Una mia curiosità personale, il panorama, cioè il territorio o la religione, perché bene o male sono due cose che viaggiano a stretto legame. Il tema dei cammini è un tema straordinariamente interessante, direi trasversale. Sicuramente nella religiosità, nella cultura trova le sue radici, e sono radici importanti perché sono quelle che hanno dato l'identità, la storia e la cultura alla nostra isola. Su quella e su questa storia i cammini nascono, e questo ci aiuta molto a garantire una narrazione, una promozione, una comunicazione autentica, perché i cammini sono un qualcosa che va oltre il sentiero, hanno un valore aggiunto che è quello che porta dietro la cultura di un popolo straordinario come quello della Sardegna. Ma io credo che la Sardegna sia tra i fari del movimento lento del cammino, in particolare di questi anni. Ha fatto dei passi in avanti straordinari e ha avuto delle intuizioni straordinarie, quindi anch'io sono sorpresa della qualità che sta emergendo e credo che i prossimi anni saranno di grandi soddisfazioni. La stessa domanda che ho posto prima al rappresentante dell'assessorato: più la religione o più la bellezza del territorio? In questo caso cosa può contare di più? A me verrebbe da dire la bellezza della gente, credo che sia la vera qualità di quest'isola. E quindi poi dentro lì ci troviamo l'amore per la terra, per i territori, per la storia, però io credo che oggi siamo tutti affamati di relazioni umane e questo qui si trova in abbondanza. Diciamo che è un'iniziativa molto, molto interessante. Noi camminiamo in Sardegna, che ci aiuta a scoprire un'altra Sardegna. Io dico noi camminiamo in Sardegna, ma camminiamo anche con la Sardegna che cambia passo, no? Si muove in maniera lenta, lontana da quella che è l'immagine un po' stereotipata della Sardegna del mare, del lusso, degli yacht. Evidentemente c'è il mare, ci sono anche, ma stiamo riscoprendo in questi anni, e devo dire che è un po' di anni che seguo questo percorso, un'altra Sardegna di terra che si parla col mare, ma con un interno meraviglioso di tradizione, di cultura, un'enogastronomia fantastica che i più non conoscono. E devo dire che questo percorso di cammini, soprattutto con questa formula assolutamente originale e innovativa anche nel panorama italiano, aiuta a scoprirla. E devo dire che i piccoli passi che ho fatto anch'io lentamente in Sardegna sono stati veramente preziosi. Ho portato sempre a casa un'autenticità straordinaria, quindi una terra meravigliosa che merita di essere scoperta a passo lento, e poi a passo lento si scoprono anche le persone, le comunità, i borghi, che devo dire sono molto, molto vivi, e c'è una voglia anche dei giovani di scommettersi su questo percorso. In Sardegna si avvicina, cioè diciamo che è un po' alle prime armi in questo settore. Secondo te che prospettive può avere?
Ma non dire che le prime armi, perché è da diversi anni che ha costruito pian piano però un progetto, cioè non sembra assolutamente improvvisata, invece c'è dietro un background che parte da lontano, parte da alcuni incontri che sono stati fatti anche in CEI, c'è un percorso che viene fatto anche con le destinazioni di pellegrinaggio che lega la parte pubblica dell'assessorato come i comuni, le associazioni che seguono i cammini e anche la conferenza episcopale sarda. Questo percorso è stato sviluppato in diversi anni, dal pre-Covid e poi fino a oggi. Il Covid per certi versi ha un po' stoppato alcune cose, ma ne ha invece evidenziato altre proprio per pensarci e per meditare quanto sia importante vivere un turismo lento, più di prossimità, e scoprire anche i sardi stessi probabilmente quanto è bella l'altra Sardegna, no? Quindi devo dire, anzi si pone con questa formula sicuramente in un unicum nazionale. Ci sono regioni che sono avanti sicuramente, ma perché hanno, non so, la Toscana, l'Umbria, che hanno percorso nel tempo e hanno curato nel tempo proprio l'attività di un turismo lento, dei borghi, dei cammini. Però questa formula secondo me è molto originale e pone anzi la Sardegna in un unicum nazionale, ripeto, assolutamente originale. Anche l'idea di effettuare sempre più cammini e poi ritrovarsi in un luogo e confrontarsi diventa un modo per moltiplicare le esperienze e quindi anche i cammini stessi. Abbiamo per la seconda volta anche acquisito il patrocinio del Ministero del Turismo, che ha riconosciuto la valenza turistica di questa iniziativa. Tutto il segmento del turismo lento, del turismo esperienziale rappresentato dai cammini è uno dei tematismi principali del nuovo piano strategico della Regione Sardegna, che è stato approvato per il periodo 2023-2025. Un piano che nasce subito dopo l'esperienza negativa della pandemia e che quindi ha dato alla Regione la possibilità di ripensare al turismo in chiave di sostenibilità ambientale, perché si capisce che il turismo, più di altri settori, risente degli influssi negativi o positivi della materia della sostenibilità. Il piano strategico del turismo è stato costruito con un confronto diretto con i portatori di interesse in diversi tavoli tematici. Nel tavolo tematico che vedeva come argomento proprio lo sviluppo dei cammini e del turismo lento, sono state anche individuate alcune delle criticità che gli operatori del settore hanno voluto mettere in evidenza, però in chiave positiva, quindi proponendo anche delle soluzioni e delle attività che la Regione, in collaborazione con tutti i principali attori privati e pubblici, può mettere in campo per cercare di valorizzare al meglio questo turismo lento e attivo. Oggi qui comunque si metterà una seconda pietra, perché oggi ci sarete tutti, c'è l'informazione, c'è la regione, ci sono coloro che preparano i cammini, quindi da oggi si potrebbe mettere un punto veramente importante per la prossima edizione, diciamo per la quarta anche. Sì, certo, perché sono risultati che si ottengono soltanto se si collabora tra tutti gli attori principali, come dicevamo prima, pubblici, privati, ma anche gli istituti religiosi, perché non dimentichiamoci che questi cammini hanno un loro significato soltanto perché hanno una identità religiosa e spirituale riconosciuta, che è uno dei motivi principali per cui sono stati inseriti nel registro dei cammini. Infatti si può essere iscritti nel registro se si risponde a due requisiti. Il primo requisito fondamentale è quello della verifica delle valenza religiosa, storica e culturale di ciascun cammino registrato. Come vescovi siamo convinti che non ci sono cammini turistici, culturali che possono dimenticare l'aspetto religioso, perché la nostra terra è piena di memoria, è piena di sguardi che nel passato hanno inciso sui territori. Quindi camminare in Sardegna vuol dire riscoprire anche le fonti della stessa fede. In effetti è diciamo che per la Sardegna è anche una sfida abbastanza importante, perché appunto, come stava dicendo, è pregnata di tutte queste testimonianze religiose.
più che una sfida è un'opportunità. Se uno facesse il camminatore può farlo per una passeggiata, se facesse il pellegrino, come mi pare che si voglia dire e soprattutto si voglia recuperare, andando a trovare luoghi, chiese, passaggi, tragitti che hanno segnato la vita della stessa fede, allora emerge altro, emerge anche una testimonianza. Oggi, assieme a Chiara, ai vostri interventi, c'è anche la Regione che si sta dando da fare in questo senso. Tra Regione e Conferenza Episcopale Sarda da tempo è in atto un percorso che ha portato anche a dei protocolli, ha portato a delle iniziative comuni, ha portato alla formazione di alcune guide, una per diocesi, ha portato a individuare quali erano i punti fermi di un percorso, di un camminare in Sardegna che non dimenticasse appunto la fede. Questo tipo di turismo, visto anche da una parte laica, cioè da coloro che aspettano anche dei risultati economici da questo tipo di attività, per il comune quali sono le attività a sostegno di questo tipo diciamo così, di investimento? Allora, ci sono molte aspettative da parte dei territori, anche perché oltre che dal punto di vista religioso, diciamo un cammino di fede, anche dal punto di vista economico ci sono delle ricadute importanti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del turismo interno, spesso bistrattato, sempre in secondo piano, sempre un po' più lento rispetto a quello delle coste, ma sicuramente al passo è determinato, diciamo, a ritagliarsi quel pezzo di mercato che gli compete. Voi avete già avuto qualche esperienza precedentemente? È arrivato qualcuno su questo tipo di turismo? Esatto, sono tantissimi che percorrono il cammino in maniera autonoma, ma ogni anno, ma anche l'anno scorso, quando noi camminiamo in Sardegna, abbiamo percorso il cammino da Osini fino ad arrivare a Suelli e dall'anno prossimo inizieremo anche l'ultimo tratto, che è quello che da Orgosolo porta a Osini e Osini-Suelli, quindi tappa finale Suelli, nella quale c'è il santuario di San Giorgio e riposano le spoglie mortali del santo che ha dato il nome a questo bellissimo cammino che va dalla Tregenta sino ai monti di Orgosolo e di Baunei. Siete padroni di casa, ci sarà un vostro intervento. Mauristano trae qualcosa da questo tipo di turismo? Assolutamente sì, ne trae vantaggio Oristano, ne trae vantaggio tutta la Sardegna, perché questo percorso che è ormai iniziato da anni, dei cammini comunque legati alla fede ma anche alla cultura comunque dei luoghi, è importante perché sviluppa una forma di turismo più lento, per certi versi anche più sostenibile, non solo sotto il profilo ambientale ma anche sotto il profilo sociale, perché di fatto dà l'opportunità comunque ai territori di creare un'offerta diversa e su questo noi vogliamo investire anche come amministrazione comunale di Oristano. Tante risorse, tante energie sul recupero di questi cammini, sono cammini che fanno parte della rete escursionistica in gran parte, che però qui hanno una motivazione particolare, che è quella di recuperare le tradizioni religiose dei pellegrinaggi e che quest'anno assumono una valenza maggiore perché siamo in prossimità del Giubileo, come si dice tutte le strade portano a Roma, in questo caso noi speriamo che anche i cammini religiosi della Sardegna ci portino al Giubileo. L'interesse di questo incontro, che oggi è un incontro operativo con gli 8 cammini riconosciuti e gli altri che si stanno candidando ad esserlo, serve proprio per fare il punto insieme agli esperti delle agenzie, dei tour operator che si occupano proprio di promuovere e commercializzare i cammini religiosi in tutta Europa. Perfetto, come assessore al turismo la Sardegna ha tanto bisogno, siamo indietro sotto tanti punti di vista, ma tralasciamo i problemi, quelli che non si possono risolvere con la bacchetta magica, trasporti e varie, esatto, lì ci vuole tempo, però questo potrebbe essere uno sviluppo che potrebbe portare, perché la fede alle volte porta a superare un sacco di ostacoli. Allora, noi abbiamo la percezione che la Sardegna sia una regione turistica, ce l'abbiamo noi ma ce l'hanno anche da altre parti, nel resto d'Italia quando si parla di Sardegna si immagina subito un luogo di vacanze. In realtà analizzando i numeri, e noi sui numeri ci danno la base scientifica del lavoro, vediamo che la Sardegna si trova all'11° posto come presenze turistiche e anche come arrivi nelle strutture ricettive alberghiere o extra alberghiere. Quindi c'è tanto da fare per trasformare la Sardegna in una vera regione turistica
e bisogna lavorare su una pluralità di attrattori. Quello marino balneare è il nostro attrattore più forte, è fortissimo, bisogna continuare a lavorarci, ma è fortemente stagionalizzato, nel senso che si concentra in pochissime settimane, 6-7 settimane tra luglio ed agosto. Già l'ultima settimana di agosto non è altissima stagione. Quindi dobbiamo immaginare altri prodotti che possano essere complementari o in alcuni casi alternativi a quello marino balneare. Questo dei cammini è una nicchia, sicuramente ne siamo consapevoli, ma ha la capacità di essere un attrattore autonomo, cioè capace di generare flussi autonomi per gente che va alla ricerca della spiritualità, di ritrovare se stessi nel cammino, di visitare luoghi nuovi. Noi abbiamo la fortuna che questi cammini, che hanno alla base una grande ricerca di tipo storico, di tipo religioso, di tipo agiografico, perché sono legati molto alla storia di santi, di beati, riconosciuti in moltissime delle nostre comunità, però si insediano su un'infrastruttura che è quella della rete escursionistica regionale, che fa parte della legge regionale sul turismo e che è affidata a Forestas, che è già una rete recuperata di bellissimi percorsi che vanno tra mare e montagna, alcuni con difficoltà elevate, altri con difficoltà inferiori, per cui la Sardegna si candida a legare i due attrattori, quello culturale e quello ambientale, e valorizzarli in chiave turistica. Al di là dei miracoli e al di là della bacchetta magica, la domanda forse più pratica che tutti: ci sono denari da investire per questo turismo per poter migliorare alcune soluzioni? Allora, diciamo che la regione Sardegna è una delle regioni che investe meno come risorse in marketing e promozione. Ora però ho l'obiettivo anche della Presidente della Giunta, quello di creare economia. Il nostro è un assessorato alle attività produttive e dobbiamo far sì che ogni euro investito abbia una ricaduta. Quindi io sarei molto felice se nei prossimi anni non se aumentasse la punta massima, aumentasse il numero di presenze in Sardegna, ma se aumentasse il reddito che il turismo genera, cioè se aumentasse la ricchezza dei sardi, perché avere più presenze ma impoverirsi, come purtroppo sta capitando in alcune realtà che vanno verso la popolarizzazione, non è un buon risultato. Che noi puntiamo a dare valore al prodotto turistico della Sardegna, ma anche agli altri prodotti, a quelli agroalimentari, a quelli artigianali, per far sì che i sardi possano beneficiare in termini economici, ma in termini anche di sostenibilità ambientale e sociale, della ricaduta turistica. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. L'hai sempre saputo, ogni grande avventura ha il suo supereroe. Viaggia verso mondi favolosi, con nuovi poteri straordinari. Nuova Vitara Hybrid è qui, supereroe ogni giorno. Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. E nei nostri percorsi dell'isola oggi abbiamo raggiunto Roberto Fadda. Voi avete da poco ricevuto un premio, un'onorificenza, possiamo dire così, sulla sostenibilità di un'azienda, il bilancio. Ma quanto è fondamentale questo? Sì, nei giorni scorsi abbiamo presentato il nostro primo bilancio di sostenibilità, un progetto per noi importante perché è un bilancio che abbiamo redatto su base volontaria, quindi non perché c'erano obblighi, ma abbiamo voluto redigere perché crediamo che la sostenibilità nei prossimi anni sia fondamentale e debba entrare nelle strategie aziendali. Siamo, devo dire, anche un po' stati facilitati dal fatto che comunque la nostra azienda ha dei valori importanti che ci portiamo dietro da 140 anni, che sono quello del rispetto, dell'onestà, dell'innovazione, valori che comunque sono radicati nell'azienda, non solo da noi che la gestiamo e ne siamo titolari. Questi valori sono appunto diffusi su tutti i nostri collaboratori e sono un punto di forza della nostra realtà. Questo ci ha dato la possibilità di poter affrontare questo progetto nel modo giusto e devo dire che è stato un percorso impegnativo perché di facile non c'è niente, però appunto come dicevo prima questi valori ci hanno aiutato a far sì che tante cose che noi in effetti stavamo facendo nel tempo legate alla sostenibilità in realtà abbiamo potuto metterle per iscritto e avere la possibilità di poterle raccontare. Le componenti della sostenibilità sono tante, dal personale ai prodotti alla distribuzione. L'anello finale è sempre il cliente. Chi viene da voi trova valori sardi. Sì, esatto. Intanto devo dire che noi siamo andati a pescare questi obiettivi dall'Agenda 2030, no? Dai 17 obiettivi che si è posto l'ONU. Ne abbiamo identificato 4 anzi in realtà importanti che abbiamo voluto condividere con i nostri stakeholder, quindi i portatori di interesse verso la nostra azienda, che sono i nostri clienti, i nostri collaboratori, gli istituti di credito e tutti i partner che collaborano con noi, compreso i fornitori. Alla base di questo nella scelta chiaramente ha pesato tanto l'entità sarda, il nostro territorio nel quale noi operiamo e crediamo che nel nostro piccolo, ecco, con la massima umiltà possiamo fare qualcosa e quindi mattone dopo mattone se tutti facciamo qualcosa sicuramente possiamo portare a casa dei progetti importanti. Fra i premi che voi avete vinto negli anni anche la migliore insegna, che sembra un qualcosa di scontato ma non lo è. Cifadda, ricordiamo Cosimo Fadda, suo padre, che è già da tanti anni sul mercato con impegno ma soprattutto con fermezza, perché non sarebbe stato facile andare su altri lidi anche internazionali, invece è sempre e solamente la Sardegna. Sì, devo dire che noi abbiamo sempre, nonostante siamo una piccola realtà, un'azienda comunque con un forte carattere
familiare abbiamo sempre cercato di guardare e vedere le cose come una grande azienda. E questo ci ha portato anche in effetti a ottenere dei riconoscimenti importanti, forse per noi neanche inaspettati, perché comunque nel nostro settore legato al fai da te e alla casa, essere premiati per 2 anni di seguito come insegna dell'anno, che è un premio internazionale, insegna dell'anno Italia, per noi è stata di grande soddisfazione. Sono dei premi che comunque vengono riconosciuti non solo in base al numero di clienti che uno ha, perché il nostro mercato è quello sardo, in Sardegna siamo 1,5 milioni, quindi veramente abbiamo avuto poche carte a giocare, ma sono andati a pesare altre cose, altri skill che comunque hanno fatto sì che la nostra azienda potesse avere delle performance migliori rispetto ad altre. Ecco. Roberto, senta, il mercato orientale è quello che influisce un po' a 360 gradi su tutti i prodotti che poi nella filiera finale vanno ai clienti, ma voi nel vostro plafond di prodotti avete una qualità che arriva anche dal mondo orientale, ma quello europeo. Alcuni anni fa l'Oriente ha prelevato tutte le materie prime, il vetro, i metalli e quant'altro, però voi questa scelta è proprio per dare quella qualità di cui tanto si parla. Sì, diciamo che oggi viene prodotto molto nell'est, quindi diciamo che approvvigionarsi oggi da prodotti totalmente europei o nazionali è veramente difficile, perché buona parte o delle componentistiche o comunque delle materie prime provengono appunto dai paesi come Cina o comunque paesi orientali. È un tema però per noi importante, perché vogliamo provare a sensibilizzare i nostri fornitori nel migliorare sia la qualità del prodotto, ma anche nel stare attenti alla sostenibilità, perché poi non ci dobbiamo dimenticare che le aziende come la nostra alla fine di emissioni veramente l'ambiente ne emettono veramente poche, perché le emissioni sono di 3 categorie e la terza categoria, Scope 3, è la categoria che emette più emissioni nell'aria ed è generata da chi? Dalla catena del valore, quindi dai nostri fornitori che producono i prodotti che noi andiamo a vendere o dall'utilizzo degli stessi prodotti. Quindi è su questo che noi vorremmo un po' nel nostro piccolo fare leva affinché ci sia un miglioramento, perché se si fa un miglioramento su questi aspetti sicuramente si hanno grossi vantaggi. Il prossimo progetto del gruppo Cifadda? Il prossimo progetto del gruppo Cifadda, comunque intanto abbiamo preso degli impegni importanti con redigere questo bilancio di sostenibilità, quindi nei prossimi 3 anni ci verrà fortemente impegnati nel raggiungere questi obiettivi. Abbiamo coinvolto gli stakeholder, con loro abbiamo cercato di capire se quelli che erano gli obiettivi che il Consiglio di amministrazione si era posto ed era andati a pescare nell'agenda 2030 erano degli obiettivi anche condivisi da loro, dai nostri stakeholder. Ebbene, con piacere posso dire che tutti coincidevano, quindi gli obiettivi che erano legati alla buona occupazione, alla crescita economica, all'innovazione, imprese, infrastrutture, oltre che a un consumo responsabile delle risorse, ha fatto sì insomma che questi fossero i nostri obiettivi e sono quelli su cui andiamo a lavorare nei prossimi anni. Dov'è finito tutto l'amore? L'amore che dava un senso al lavoro e un sapore a ogni cosa. Le parole d'amore e il coraggio di amare, che fine hanno fatto? Forse ci siamo stancati di amare o abbiamo perso il controllo? Perché non guidiamo più con amore? Perché? Toyota Hybrid, l'amore per la guida dipende solo dall'auto. Sei pronto a scoprirlo? Prenota il tuo Hybrid Love Test Drive su toyota.it. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra sistema. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Conoscere il territorio della Marmilla significa anche poterlo promuovere con consapevolezza. Assolutamente sì. Noi abbiamo gli operatori che lavorano nei 4 ingressi alla Giara, che sono quelli di Genone, di Gestori, di Sezzu e di Tuili, che sono anche i comuni fondatori della fondazione Altopiano della Giara, che accolgono più di 40.000 visitatori ogni anno. Abbiamo visitatori soprattutto, diciamo il 50% stranieri. Degli stranieri abbiamo moltissimi tedeschi, ma anche tanti francesi e persone che poi vengono da tutto il mondo. Noi gli facciamo vedere quelle che sono le bellezze della Giara, le diamo alcune indicazioni, poi possono fare delle passeggiate, del trekking e poi soprattutto li invitiamo a vedere i nostri centri storici, perché è importante unire quella che è la natura, ma quella che è la grande storia che questi piccoli comuni conservano. Palazzi storici, chiese meravigliose, retabli. Oggi abbiamo visto il retabolo del maestro di Castelsardo, un capolavoro assoluto del nostro Cinquecento. Questo è un modo, tra l'altro, di vivere un turismo slow, un turismo colto, un turismo che non è impattante, il turismo insomma che ci piace. Cartellonistica adeguata, stradario ben connesso sia con la rete sia con la possibilità di riuscire a farsi trovare. È un passaggio importante. Sì, un passaggio importante. Abbiamo rifatto tutta la cartellonistica. In tutti e 4 gli ingressi dei comuni di Genone, di Gestori e di Sezzu e Tuili abbiamo una cartellonistica coordinata bilingue, almeno in inglese. Abbiamo rifatto tutte le cartine della Giara in 4 lingue, soprattutto quindi tedesco, ma anche il francese e lo spagnolo. E questo è importante perché noi riusciamo a questo punto a comunicare con tutta la nostra platea. Tutto questo poi rimanda al nostro sito web dove ci sono tutte le informazioni, le news degli eventi che ci sono nei vari comuni. Il concetto è quello di accogliere il visitatore in maniera discreta. Il visitatore può scegliere, può fare una visita libera e volendo può tranquillamente anche usufruire del nostro personale, delle nostre guide,
che parlano l'inglese. Territorio controllato. Territorio controllato, la gente si sente sicura, family friendly, perché comunque è anche un territorio per le famiglie. Questo per noi è importantissimo. E anche per molte forme di disabilità si è attrezzati. Ho visto delle segnaletiche precise con percorsi dedicati. Non solo, abbiamo vinto un bando di 500.000 euro per il museo di Gesturi proprio sull'accessibilità. Un'accessibilità che non è solo l'accessibilità fisica, ma anche un'accessibilità cognitiva e sensoriale. Addirittura c'è un progetto, sempre all'interno di questo finanziamento PNRR di 500.000 euro, di un sentiero sul versante dell'ingresso di Gesturi per tutte le abilità diverse, quindi un sentiero che chiamiamo universale, dove si può andare con la carrozzina, si può andare a sentire gli odori delle piante, quindi diventa veramente un modo di scoprire la natura in tranquillità con i tempi che la natura è e non con la frenesia a cui siamo abituati nelle nostre città. Ecco. Ma anche con la capacità del territorio di poter accogliere quel numero di visitatori consentiti. Assolutamente no? Non troppi numeri, neanche troppo pochi, quel tanto necessario da poter essere accolti. Assolutamente. Ebbene, ci rimane nient'altro di andare in Marmella e di vedere la Giara. Dobbiamo tornare indietro di qualche milione di anni, nell'Oligocene superiore, 25-30 milioni di anni fa, dove anche la Giara è stata interessata ovviamente a questo territorio da quel fenomeno che ha interessato il Mediterraneo occidentale, insomma il movimento delle placche tettoniche che hanno creato poi l'attuale conformazione dei territori. Ma in modo particolare l'attività vulcanica della Giara è riconducibile al periodo un po' più recente, al Pliocene inferiore, tra i 3 e i 5 milioni di anni fa, quando Tseparedda e Tseparamanda, che sono i due goni eruttivi, le due bocche vulcaniche, con la loro intensa attività hanno prodotto proprio degli espandimenti lavici che hanno interessato una superficie di oltre 4.000 ettari, che poi questa lava solidificandosi è diventata basalto, ed è quello che abbiamo insomma, da qualsiasi parte ci giriamo. Però sotto di noi c'è uno strato di basalto che ha uno spessore anche di 30 metri in certi punti. Quindi cosa è successo? Che questo strato di basalto, questa cappa, questo cappello ha protetto le marne mioceniche sottostanti dall'erosione del tempo, e quindi oggi abbiamo questa situazione di questo piano sopraelevato, ma così come anche per la Giara di Servi e per la Giara di Siddi, che sono le giare di questo territorio. Ci troviamo in un sito miocenico, quindi tra i 20 e i 5 milioni di anni. La Sardegna e le Corsica si sono appena fermate al centro del Mediterraneo. Questo mare caldo, questo mare tropicale, attraversa la Sardegna e qui si registrano diversi momenti di questo periodo. Nella parte più bassa vediamo il mare caldo tropicale con i ricci di mare, con i sand dollar, con gli squali, con i pecten, tutti questi animali. Nella parte più alta saliamo e vediamo un momento in cui il mare leggermente si ritira e si forma un'ampia laguna, quindi troviamo tutti i fossili che caratterizzano questo paleoambiente. Si continua a salire sino ad arrivare più o meno alla fine del Miocene, dove abbiamo sempre un periodo molto movimentato, un maremoto che genera questi filoni nettuniani che vediamo nella parte alta, quindi il fondale trema e dentro le crepe si inserisce la sabbia, e poi momento successivo riusciamo a vedere un imponente terremoto con una faglia tettonica dove la parte di destra, qui il tetto va giù di circa 2 metri, tutto registrato in un ambiente abbastanza ristretto. Quando invece si forma la Giara? Subito dopo, immediatamente dopo, eruzioni vulcaniche. Dove oggi c'è la Giara c'è ancora acqua? No, immaginatevi una grossa depressione. Tseparamanda e Tseparedda, soprattutto Tseparedda, sono i punti di effusione lavica dai quali fuoriesce la lava. Immaginate tante eruzioni vulcaniche che vanno avanti per almeno 1 milione di anni, che si depositano su questa, chiamiamola depressione, un po' per riuscire a capire che cosa accade, e una volta raffreddata si crea il basamento,
E poi mettete in moto la fantasia, immaginate che l'erosione in milioni di anni consuma le parti che stanno intorno e si ha quindi l'inversione di livello. La giara da bassa diventa alta perché ciò che sta intorno si consuma. Quindi sotto la giara abbiamo gli strati del Miocene. Qui vi dovete immaginare un mare tropicale con gli attuali sand dollar che qui vediamo fossilizzati davanti a noi, che abitavano questi fondali marini. Immaginiamoci Nautilus, grossi squali come il megalodonte, troviamo dentini spesso e volentieri di squalo toro, oltre al megalodonte, di squalo donnola, tutti animali che abitavano questi fondali marini, questo ambiente miocenico. Caldo però. Parliamo tra i 20 e i 5 milioni di anni fa, un ambiente caldo. Investire nel territorio valorizzando la natura, il patrimonio paleo-archeologico che il territorio regala, che il comune ha acquisito, e in prospettiva del futuro. È un percorso ormai avviato da diversi anni e stiamo appunto cercando di mettere a sistema tutto quello che riguarda il territorio, sia da un punto di vista di un riconoscimento anche istituzionale, se vogliamo, di alcune cose. Facciamo un esempio su tutti: il Parco della Giara, su cui stiamo lavorando con i comuni di Gesturi, Tuili e Sezzu. Valorizzazione di siti che possono essere riconosciuti come monumenti naturali, come ad esempio il Colle di Santo Antine o appunto il Geosito, che è già sottoposto a fruizione, e quindi è tutto il sistema museale che chiaramente è il fiore all'occhiello del comune di Genoni. E questo perché noi riteniamo che la valorizzazione di queste strutture, di questi aspetti culturali, naturalistici e ambientali possa effettivamente essere un volano per lo sviluppo economico di queste piccole comunità. Quanto è importante conoscere per farsi conoscere? È sicuramente importante, anzi è importantissimo, perché in questa occasione abbiamo la possibilità di far conoscere meglio le nostre bellezze, quali in questo caso nel luogo in cui ci troviamo, quella Villa Square, il museo di Villa Square dell'olio e degli strumenti musicali. Poi visiteremo la chiesa parrocchiale di San Pietro col suo retablo e il nostro centro storico, che è anche molto ben curato. Abbiamo fatto tramite i 4 comuni proprietari dell'Altopiano della Giara una rete chiamata appunto rete SAIAR. Questo ci dà la possibilità di far promuovere i nostri territori nelle loro bellezze, e ci mette tutti allo stesso livello per le persone che possono, per presentarci le persone per poter poi venire a visitare i nostri tesori. Quali obiettivi volete raggiungere? Chiaramente l'obiettivo è quello di promuovere il paese, creare sviluppo, evitare lo spopolamento, che è uno dei problemi principali che attanaglia proprio i nostri paesi. Quanti nati? Mediamente 2, massimo 4. All'anno? All'anno, sì. Siamo circa 912 abitanti, bambini circa 28-30. Quali obiettivi vi siete prefissati? Gli obiettivi naturalmente ne abbiamo prefissato tantissimi. Uno di quelli è la valorizzazione dell'Altopiano della Giara, che sicuramente per noi è un elemento di importanza grandissima, al quale in quest'ultimo periodo stiamo lavorando tantissimo e con obiettivi veramente molto importanti che speriamo di vedere dei risultati anche a brevissimo. Siamo proprio all'ingresso della casa quasi sacra, no? Della memoria di Fra Nicola. Ebbene, valorizzare il territorio significa stimolare una economia che è una cultura naturalmente che può guardare lontano. Sì, assolutamente, è questa l'intenzione
del progetto che è stato finanziato dalla rete Saiara, grazie anche alla Fondazione Banco di Sardegna, all'Associazione Enti Locali. È un percorso attraverso il quale, con un accordo di territorio, con una rete che ha come denominatore comune la Giara, il suo straordinario ecosistema, intende valorizzare e promuovere tutte le eccellenze dei nostri comuni. In particolare Gesturi ha da raccontare tanto, sia sotto il profilo naturalistico, ambientale, ma anche attraverso quelli che sono i siti di interesse per quanto riguarda il turismo religioso e non solo. Un po' come tutti i nuraghi che si trovano sulla Giara, anche Broncumadugui si trova al limite del bordo, all'inizio di quello che è il costone, anzi questo rispetto agli altri è proprio quasi sul costone. Ricordiamoci anche che Broncumadugui sinora è l'unico protonuraghe censito, gli altri formano una catena continua di nuraghi, ma si trovano quasi tutti, sono quasi tutti, volevo dire, monotorre, meno qualcuno che è un nuraghe complesso. C'è anche da dire che un tempo Broncumadugui appariva come gli altri protonuraghi, quindi chiuso, il corridoio che ora vedremo era chiuso a piatta banda, e all'interno c'erano sicuramente 2 ambienti, ma probabilmente addirittura 3. Si poteva accedere da 2 corridoi con 2 ingressi che si trovano ai lati opposti, formati da scale. Cosa è stato trovato all'interno di questi ambienti? Stoviglie appartenenti alla vita quotidiana, quindi all'interno di quegli ambienti circolari si viveva, ma soprattutto sono stati ritrovati più di 1500 frammenti ossei che ci hanno permesso di capire cosa i nuragici del bronzo medio qua in Marmilla mangiassero. Mangiavano la carne di capra e di pecora, che cucinavano arrosto, le ossa infatti hanno i segni di bruciatura, e bollivano invece il maiale o il maialetto. Mangiavano raramente bovini perché si servivano per i lavori nei campi, ma anche per la costruzione degli stessi nuraghi, tanto che molti bovini hanno le falangi anteriori completamente consumate per il trascinamento dei grossi pesi, delle pietre. La storia lo insegna. La libertà. Per lei sei disposto a cambiare strada. La insegui ovunque, per mare e per terra. Il tuo viaggio continua con la serie FX Shogun, ora in esclusiva su Disney Plus e in tutte le concessionarie Suzuki. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito.
Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Le ciocco-fette e fette di bosco, tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette, per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Si è svolto a Cagliari Bio in Tour, la seconda tappa dopo Roma dei distretti biologici d'Italia. Un abbinamento tra bio e sport uguale salute. Un'azione collaborativa tra le istituzioni locali, i produttori bio, per lo sviluppo dei territori e delle persone. Oggi siamo qui per la seconda tappa del Bio in Tour, un progetto nazionale che prevede 10 tappe in 10 regioni d'Italia. La prima è stata il 21 e 22 giugno scorso a Roma. Presenti l'Associazione Nazionale dei Produttori Sardegna Bio, che ha avuto un finanziamento dal Ministero, dal MASAF, ma in collaborazione con la Rete Nazionale dei Distretti Biologici d'Italia e in questo convegno anche Colconi Regionale Sardegna, dove vogliamo portare il biologico, la cultura del biologico, ma soprattutto lanciare, far capire quanto è importante mangiare bene e quanto fa bene alla salute. Oggi infatti Colconi, lo scopo del progetto è stato quello di puntare a lavorare insieme bio più sport uguale salute, mirato appunto a corsi di educazione alimentare rivolto soprattutto alle scuole primarie. Bio in Tour. Oggi a Cagliari la seconda tappa dopo un grande successo, il grande successo a Roma. Le connessioni che ci saranno oggi saranno con il CONI, con i produttori, ma soprattutto in una chiave di salute, di biodiversità, ma soprattutto di conoscenza. Beh sì, già il titolo bio più sport uguale benessere già è un'operazione matematica. Ecco, di fronte alla matematica non abbiamo possibilità di interpretazione, quindi è ovvio, ma come tutti sanno il biologico legato allo sport fa sì che le prestazioni sportive aumentino, e poi non è ormai è consolidato il fatto che i prodotti biologici sono sostenibili, contengono più vitamine degli altri, quindi sali minerali, quindi proteine migliori, quindi gli sportivi non possono fare a meno di utilizzare prodotti biologici, perché comunque le prestazioni anche a livello di benessere e fisiche sono migliori. Ricordiamo, biologico si applica non solo all'alimentazione ma anche ai prodotti dalla cosmesi a quello che può essere una crema piuttosto che un accessorio, che anche la nostra pelle o comunque il nostro corpo ha sempre bisogno di questo tipo di attenzioni. Sì, infatti anche questo è legato allo sport, perché comunque chi fa sport la pelle si disidrata, comunque, perché no, c'è quindi avere anche una buona cosmetica che penetri bene nella pelle fa anche un effetto anti-age, ecco, diciamo, quindi benissimo. Noi abbiamo portato anche bava di lumaca, che comunque è quella più prestante dal mio punto di vista, però insomma tutti i prodotti cosmetici provenienti da agricoltura biologica, quindi sostenibile, sono sicuramente più performanti. Nei prossimi giorni una riunione con i rappresentanti dei concessionari del mercato di San Benedetto. Il sindaco Ozed ha effettuato un sopralluogo nel mercato provvisorio in piazza Nazzari con gli assessori di riferimento e i dirigenti del comune. La visita al sito è servita per dare risposte concrete e venire incontro alle esigenze degli operatori. Tutti quanti, insomma, dai dirigenti del comune, agli assessori a coloro che svolgeranno la funzione di presidenti di commissione che abbiamo coinvolto,
e il CTM, anche loro sono stati allertati, come dire, avvisati senza preavviso. Come avete notato non sono presenti i rappresentanti degli operatori del mercato, intanto perché essendo sabato sarebbe, come dire, un elemento che avrebbe arrecato loro un danno in una giornata estiva di sabato e di lavoro, ma volutamente volevamo prima avere un chiarimento noi come amministrazione insieme agli uffici e anche agli assessori neonominati, in modo tale che potessero essere immediatamente messi a conoscenza di tutte le problematiche e anche delle soluzioni adottate. E stessa cosa, il ragionamento vale per quanto riguarda la nostra azienda di trasporto, il CTM, che ha dialogato insieme agli uffici della viabilità in modo tale da dare una risposta alle esigenze degli operatori del mercato. Sono stati acquistati banchi frigo della tipologia che loro gradivano in termini di miglioramento delle condizioni di lavoro, che vedrete non sono ancora posizionati nel mercato provvisorio non appena saranno conclusi i lavori e verranno riutilizzati nel mercato di San Benedetto una volta riqualificato. Ovviamente non è pensabile trasferire gli operatori del mercato in piena stagione estiva, loro hanno una fascia che è quella che è di aprile-maggio, che ormai abbiamo abbondantemente superato, l'altra è quella dell'autunno, perché è un momento di calo delle vendite, quindi si potrebbe fare questo lavoro cogliendo, come dire, le esigenze poste dagli operatori del mercato, avviare il trasferimento nel mese di ottobre-novembre. L'altro aspetto è che la struttura è stata acquistata dal Comune, non è stata presa in affitto. Questo potrebbe consentire da un lato per la strumentazione tecnica acquistata il trasferimento nel nuovo mercato, le celle frigo, le 6 celle frigo, 6 giusto? 6 celle frigo che sono state acquistate. E gli aspetti legati ai banchi frigo refrigerati che verranno trasferiti al mercato di San Benedetto, quindi non tutto sarà inutilizzato, ma anche la struttura alla fin fine, una volta che è stato deciso l'acquisto, potrebbe essere utilizzata sempre in via provvisoria per quanto riguarda investimenti di riqualificazione, ad esempio sul mercato di via Quirra. Ormai ce l'abbiamo, vale la pena fare un ragionamento a questo punto anche su altre strutture mercatali. Sempre nell'ambito del sistema mercato, una riflessione andrà fatta sul mercato, il mercato in via La Playa, il mercato all'ingrosso, in modo tale da avere un ragionamento anche su quello. Tenete conto che l'altro giorno il sindaco Sala, per il mercato all'ingrosso, i mercati generali di Milano, ha investito centinaia di milioni di euro ed è stato presentato come fiore all'occhiello di un sistema di approvvigionamento e distribuzione delle merci per il nord Italia, e quindi un investimento molto importante. Non è da sottovalutare anche questo aspetto per quanto riguarda la dimensione della città metropolitana, la dimensione del Sud Sardegna, anche come riferimento per quanto riguarda il mercato all'ingrosso del pesce, perché noi stiamo parlando del pesce, mentre il mercato ortofrutticolo, come sapete, non è accorpato, ma è una struttura che sta a Sestu in un altro luogo. Questa è una riflessione più generale, la vedremo in seguito. Grazie. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nuovo Toyota CHR. Scegli di distinguerti. Ogni scelta conta. Sinceramente tua. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio,
Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. You see deep inside me. 14 concerti, un programma ormai di caratura internazionale. Tra i suggestivi paesaggi del Golfo di Rosei, la Grotta del Bue Marino e il lungomare di Palmasera a Calagonone. Un festival che ha raggiunto numeri e artisti a livello internazionale. 37 anni fa, da un'intuizione di 4 amici di Nuoro, amanti del jazz, hanno dato forma a quella kermesse che ormai si colloca in quello che culturalmente è il turismo esperienziale internazionale. Allora, intanto il periodo, 2 weekend, 18, 19, 20 e 21 luglio e poi 27 e 28. Le novità, diciamo che quest'anno il villaggio del jazz sarà allestito per 3 giorni, 19, 20 e 21 nel lungomare Palmasera, con la collaborazione della Coldiretti. Poi il classico concerto nella Grotta del Bue Marino la domenica del 21 con Aissam Jalal, una artista che l'accompagna, la Belli, al violoncello. Il 27 e il 28 invece in teatro, dove si esibiranno il 27 il trio di Emmet Cohen, il pianista, e il 28 sempre un pianista, Amaro Freitas. Un festival che negli anni ha reso protagonista Nuoro, ma tutta la Sardegna, ma soprattutto influenzato dall'internazionalità, ma anche da protagonisti sardi. Sì, diciamo che la nostra mission dall'inizio è stata quella di coinvolgere un po', no, l'espressione musicale e etnica ovviamente tipica e caratteristica della nostra isola, e così siamo andati avanti nel tempo. Sono passati 37 anni e in questo, diciamo, non breve periodo i nostri artisti sono diventati poi anche loro internazionali. Giordano, parafrasando una famosa canzone, posso dire che 37 anni fa eravamo 4 amici al bar ed è nato lì il Calagonone Jazz Festival?
Sì, ma in realtà è proprio così, che poi più che amici anche quasi parenti, perché io, mio fratello, che allora aveva iniziato il suo percorso formativo al conservatorio, un carissimo amico, tra l'altro fotografo, Gino Crisponi, e poi un'altra figura importante nel periodo del festival che è Pasquale Magia, grandissimo intenditore non solo di jazz ma della cultura contemporanea. Parlando di cultura, il jazz, che comunque è un segmento molto importante della musica internazionale, farlo in Sardegna, avere tanti impegni e tante collaborazioni che in questi anni si sono sempre consolidate, portarle avanti è stato necessario un grande impegno, quindi c'è sempre bisogno di un occhio attento anche della politica culturale, possiamo dire così? Sì, ma questo credo sia fondamentale. Intanto bisogna avere non solo coraggio, ma bisogna avere, credo, anche molto sentimento. Non posso definirla una vocazione, forse è esagerato, però se le cose si fanno con amore, se si crede a quello che si fa, poi nel tempo si raccoglie ciò che si semina, e credo che questo sia il risultato di un investimento culturale che all'inizio probabilmente è stato anche una sorta di ricerca di appagamento, no? Personale per la nostra passione per questa espressione musicale, appunto per il jazz, ma poi coinvolgendo il territorio, andando avanti, ci siamo resi conto che si può diventare dei veri e propri interpreti dell'espressione culturale, dell'animazione culturale, non solo territoriale ma anche internazionale, diventare così anche uno strumento o un tassello di quello strumento che poi è diventato l'interesse turistico di tutta la regione. Cosa le piacerebbe, se c'è qualcosa che in questi anni non è riuscita a ottenere, visto comunque i successi di tutte le edizioni, cosa le piacerebbe che non è ancora riuscito a fare per il festival? Ma questo abbiamo provato per tanti anni e questo è un po' il mio rammarico, non essere riuscito, nonostante grandissimi sforzi profusi, a coordinare tutti i festival che ci sono in Sardegna, perché abbiamo veramente tante cose importanti, bellissime, tante risorse umane, tante energie che a volte un po' si sprecano, no? Nei singoli territori. Invece il mio sogno è stato sempre quello di vedere una sorta di isola del jazz, tanti festival coordinati, non accavallati nei periodi temporali, cioè diffondere ancora di più questa potenzialità che abbiamo organizzativa di idee, perché abbiamo tantissimi direttori artistici, un festival più bello dell'altro, perché non esiste solo il nostro, ce ne sono veramente tantissimi festival di jazz in Sardegna che meritano non solo il giusto riconoscimento ma attenzione, e quindi un po' questo è il mio rammarico, insomma si va avanti con l'età, non essere riusciti a coordinarsi, a fare qualcosa di veramente riconoscibile a livello internazionale, un po' dispiace, ecco. E c'è anche vento forte in questa finale della Coppa d'Oro Beretta, giunta come dicevamo alla 40esima edizione, e con Sabatino Durante non possiamo fare un passo indietro e andare a rivedere la vita di Piercarlo Beretta, per tutti Carlino Beretta, uno dei più grandi tecnici ed esperti di armi del secolo passato, oltre che grande sportivo nel tiro a volo. Addirittura in campo calcistico fu presidente e direttore generale all'interno del Brescia Calcio per 24 anni, dal 1938 al 61. Fu
fu anche commissario tecnico della nazionale italiana di calcio nel 1951 insieme a Giampiero Combi e Antonio Busini e dal 52 al 53 in coppia con, udite udite, Giuseppe Meazza. Fu presidente del Beretta Gardone Valtrompia, società da lui fondata, che ha militato in Serie D per diversi anni. E quindi c'è tanta storia dietro questo trofeo che andiamo a seguire con i finalisti che vedete nella grafica in sovrimpressione, ad iniziare da Anton Glasnovic, poi abbiamo Luca Paoli, Daniele Quaini, lo spagnolo Vicente, l'Oriente Vicente e poi Luigi Peroni e Marco Danese. Avremo modo anche di scendere nel dettaglio di chi sono questi tiratori, però è una gara particolare il trofeo Beretta o la Gold Cup Beretta, come si suol chiamare. Perché? Perché è una sorta di kermesse, se vogliamo potremmo definirla open, in cui ci sono diverse categorie. In base a queste categorie, quindi a una sorta di algoritmo a Rabat, sempre in Coppa del Mondo come squadra maschile. Quindi veramente un tiratore di estremo livello. Poi Luca Paoli, 54enne, in rappresentanza del TAV Settimo San Pietro di Cagliari. Punteggio totale per lui in questa gara 167 su 175. Si è conclusa la Gold Cup Beretta 2024, che ha visto protagonista la Sardegna. Luca Paoli della TAV Settimo San Pietro Cagliari, insieme a tutta la sua squadra e agli atleti, un plauso va a Marco Danese, il più giovane concorrente atleta della manifestazione che ha raggiunto il 6° posto. Un weekend all'insegna dell'esperienza ma soprattutto della novità. Una grande partenza e un grande percorso, tutto coordinato dal presidente del TAV di Settimo San Pietro, Tigelio Danese, che in questi giorni ha festeggiato in un noto locale di Cagliari insieme a tutta la squadra, i componenti, i familiari, in un momento ludico e di appartenenza, non soltanto di amicizia ma atletico. I punteggi ottenuti sono stati sopra la media e soprattutto ha portato alla ribalta quello che è uno sport che si vede spesso nelle competizioni europee, nazionali ed olimpiche e mondiali, ma che poi viene sempre preso in considerazione soltanto quando si vincono le medaglie. La medaglia oggi la vince lo sport, la vincono questi giovani e la vince uno sport che vede protagonisti atleti sardi, che per la prima volta, dopo il primo Memorial Marco Danese che si è svolto i mesi scorsi proprio alla TAV di Settimo San Pietro, Marco Danese, nonno dello stesso atleta che ha conquistato il 6° posto su 425 concorrenti, in un parterre nazionale e internazionale con atleti di caratura e di grande spessore sportivo. Ci auguriamo che la TAV di Settimo San Pietro possa ancora annoverare i premi che hanno vinto, ma soprattutto creare nuove sensazioni per una Sardegna sportiva che ha sempre bisogno di emergere. In collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna.
Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.